Franco, come vi dicevo prima, lì c'era Charlie Recalcati, Frattes, il presidente dell'USAP Gianni Zappi, il presidente del CNA Pozzati, Pianeggiani, e quando dicevo che venivo via da lì per venire qui, e il motivo per cui venivo, loro mi hanno intanto pregato di portargli il saluto a tutti voi e al papà di Davi in particolare, e sono rimasti colpiti perché questo lo considero un evento che emotivamente coinvolge. Mi ricordava per esempio Charlie che anche nell'ultima Eurolega a Madrid, nel Madrid c'era lo striscione del club dei fan di Davide, che insomma a Roma non c'era, però c'erano, vuol dire che lo vogliono portare come maniera che i significati che diceva Carla, che diceva Sandro, che non ripeterò io, ma sui quali credo ci si deve riconoscere tutti, e credo che Mestre abbia due persone alle quali deve molto. Una è Davide, l'altra è Pieraldo Celada, che non abbiamo mai trovato il modo di ringraziare per quello che ha fatto con qualcosa. Davide, siamo riusciti a avere una palestra che lo ricorda, e credo che sia importante magari dire ai giovani che cominciano adesso a prendere il pallone in mano e che magari sanno che vogliono giocare all'Ancillotto, ricordare loro chi era, perché ecco, al di là del grande atleta sicuramente è una persona speciale, visto che io sono amico di molti che fanno il basket a Caserta e che lo hanno conosciuto quando giocava lì, così come sono amico di ragazzi che sono a Roma, Montecatini, Pistoia, però insomma tutti sono, li vedremo qui, ma non vedremo neanche tutti quelli che nella sfera emotiva non è riuscito a coinvolgere e nei quali ha lasciato il ricordo che non si concluderà con questa manifestazione. Per cui ringrazio anch'io chi ha avuto l'idea di organizzare questo evento, e spero che sia un evento che si possa periodicamente ripetere, magari portandolo nelle differenti città, nelle 4 città, in tempi diversi, perché così come colpisce noi, fa piacere a noi organizzare qui questo evento, fa piacere anche a Caserta, a Roma e a Pistoia di sicuro. Prendiamo la parola.